Stiamo dedicando la prima parte della nostra trasmissione al tema dell'emergenza educativa. Abbiamo ascoltato le voci di chi con i ragazzi ci lavora e continuiamo a guardare la questione stavolta da un altro osservatorio, un altro punto di vista, è quello di Pina Montanaro, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto, che abbiamo nostra gradita ospite. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dunque, la scorsa settimana in un incontro in aula in Consiglio regionale organizzato dalla Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia si è parlato anche della violenza tra gli adolescenti e di bullismo. Il titolo dell'incontro era proprio Stop alla violenza. Qual è la situazione da noi, anche alla luce di dati che sono emersi anche in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, dottoressa? La situazione da noi credo sia in linea con il dato nazionale, perché le forme di disagio giovanile caratterizzate proprio da una manifestazione di violenza, di aggressività e quindi ricomprendendo anche forme di bullismo e di cyberbullismo è in aumento. Nella raccolta dei dati per l'inaugurazione dell'anno giudiziario si è potuto rilevare che almeno nel nostro circondario le sopravvenienze, comunque gli affari civili segnalati e quindi oggetto di attenzione sono aumentati di quasi oltre il 100%. Quindi sicuramente c'è un fenomeno che chiaramente non riguarda soltanto i casi di bullismo o di cyberbullismo, ma c'è un fenomeno, una crisi dei giovani e quindi un disagio giovanile in aumento anche nel nostro circondario. Lei nel corso appunto di questo incontro ha riferito anche che anche in contesti scolastici apparentemente più tranquilli in realtà si verificano queste cose. Probabilmente finora avevamo considerato fenomeni di questo tipo legati anche ad una marginalità sociale, culturale, mancanza di strumenti magari che le famiglie possono fornire in alcune zone della città, e invece non è così. No, non è così, il fenomeno è assolutamente trasversale e come ho appunto riferito in quella circostanza, ancora oggi nel corso degli incontri presso gli istituti scolastici non manca di essere evidenziato dai ragazzi in maniera palese o a volte in maniera riservata di essere vittima di episodi di bullismo e di cyberbullismo. Non credo che il fenomeno sia ricollegabile soltanto a situazioni di marginalità sociale, perché più che altro direi che è collegato alla mancata educazione dei ragazzi all'empatia, al riconoscimento dell'altro, all'immedesimazione nell'altro, alla consapevolezza del danno che si crea anche solo con le parole a volte, anzi molto spesso nell'altro. E quindi è una questione di formazione dei formatori e quindi della scuola, dei docenti e di anche formazione e educazione della agenzia educativa per eccellenza, che è la famiglia e quindi i genitori. L'importante per quanto mi riguarda, se mi consente, è insegnare e imparare a riconoscere anche le condotte spia, quelle situazioni che evidenziano in maniera indiretta una profonda situazione di disagio che deve essere chiaramente evidenziata e quindi seguita.